a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora siamo assolutamente d'accordo con Antonio Tajani, vice premier e ministro degli esteri, il quale ci ha ammonito in questo weekend. Noi in Europa dobbiamo costruire, non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze. Ha perfettamente ragione, non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze, tanto più in questo momento storico, diciamo, dove la temperatura della geopolitica e fin di scenari potenzialmente bellici si sta alzando sempre di più. Non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze a partire dalla sfasciacarrozze in capo, ovvero Madame Ursula von der Leyen, perché è proprio lei la sfasciacarrozze in capo. Quindi se uno giustamente sostiene che in questo momento l'Europa, i popoli europei, quindi anche il popolo italiano, non ha bisogno di sfasciacarrozze, deve mettere una bella X sul nome di Ursula von der Leyen, perché più sfasciacarrozze in questo momento della linea della, diciamo, presunta leader dell'Europa, perché formalmente viene presentata così, poi alla prova dei fatti la Presidente della Commissione non riesce mai a parlare veramente a nome di tutti i popoli europei, perché esistono ancora quegli ammenicoli detti Stati-nazione. In ogni caso sicuramente non abbiamo bisogno della sfasciacarrozze Ursula, e sì, perché diteci se non è da sfasciacarrozze in questo momento prevedere un piano di riarmo europeo, già con un autogol lessicale, ma a maggior ragione portato avanti, diciamo, da una politica tedesca. Comunque il riarmo europeo di 800 miliardi, non si sa bene appeso a chi, a vantaggio di chi, si capisce che è, diciamo, pensato in antitesi o anche solo in separazione, in scissione rispetto all'alleato principale, che sono e rimangono gli Stati Uniti d'America, gli unici che garantirebbero anche al vecchio continente una deterrenza credibile, soprattutto verso potenze nucleari come la Russia, grazie a quell'altro ammenicolo che si chiama NATO, e all'interno del quale solo, secondo noi, dovrebbero avvenire sacrosanti ragionamenti sull'irrobustimento della difesa. E invece Ursula ha questo piano per il riarmo europeo, che sospettiamo faccia gli interessi, da un lato, della potenza militare del vecchio continente, cioè della Francia. Infatti l'attivismo di Emmanuel Macron in questi giorni come potenziale, seppur inverosimile, Napoleone, leader bellico del continente, è oggettivamente fuori controllo. Dall'altro, della potenza economica, cioè la Germania, la sua Germania, che deve anche risorgere da un impasse, a volte un vero e proprio disastro produttivo in cui è piombata, grazie anche alle politiche della sfasciacarrozze. E sì, perché un altro motivo per cui Ursula von der Leyen è la sfasciacarrozze in capo è che stava e sta tuttora conducendo al suicidio l'economia del continente in nome di dogmi ideologici costruiti a tavolino come il Green Deal, che sono mai ampiamente archiviati e superati dalla storia, fuori dall'Europa, ma che lei ha ribadito anche recentemente rimangono una stella polare per lei. Come dire, se non è sfasciacarrozze, una leader che ha condotto a sfracellarsi importantissime filiere produttive del vecchio continente, in primis quella dell'automotive, anche nella sua Germania, con i licenziamenti e le chiusure degli stabilimenti di Continental, di Volkswagen, non sappiamo chi lo sia. Tanto più la sfasciacarrozze, ora l'idea di salvarli con l'industria delle armi, cioè una sorta di continuo rilancio al buio da parte di Ursula von der Leyen, che ci sembra abbastanza sfasciacarrozze anche nella sua consapevolezza geopolitica, perché ricorderete che a pochi giorni dall'insediamento di Trump ventilò subito, anzi dichiarò espressamente, la possibilità per l'Unione Europea di aprire una partnership strategica con la Cina comunista, il principale totalitarismo oggi esistente sulla faccia della terra, cosa che ha ribadito anche ultimamente. L'Europa sta
evocando la possibilità, come dire, di una sorta di equivicinanza commerciale tra Stati Uniti e Cina in risposta ai dazi americani, che spesso sono a loro volta risposta a dazi o imposte eccessive europee su merci americane. Ma questa cosa Ursula la mette sempre tra parentesi e sta conducendo l'Europa a una equidistanza tra i due poli della contemporaneità, se non a una palese avvicinamento strategico al dragone cinese. Questo vuol dire che la sfasciacarrozze non ha nessuna contezza della vera posta in gioco della contemporaneità, che ebbene sì, per quanto noi siamo affezionatissimi alla libertà e alla sovranità degli ucraini, la posta in gioco della contemporaneità va anche al di là delle steppe del Donbass, pensa Ursula. La posta in gioco della contemporaneità è la sfida per l'egemonia globale, dove i veri player credibili sono due, nessuno dei due è Vladimir Putin, quindi motivo in più per chiudere una pace con quello che è una potenza regionale. La sfida globale è tra Stati Uniti d'America e Cina, tra il mondo libero, tra il modello liberale e capitalistico di libero mercato e, ripeto, il principale totalitarismo odierno, la nazione guidata da un partito-stato comunista che sta sviluppando una fortissima offensiva imperialista all'esterno e questa è la vera faglia di rottura della contemporaneità, una nuova guerra fredda. La sfasciacarrozze o non lo capisce o se lo capisce, ciò nonostante teorizza un avvicinamento alla Cina, ci inquieta doppiamente. Quindi per tutti questi motivi ha ragione Tajani, non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze, è lui che ha, immaginiamo, rapporti migliori dei nostri, approfitti per dirlo alla sfasciacarrozze in capo, ovvero Ursula von der Leyen. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio avete ascoltato Liberamente.